Un artista non troppo conosciuto, seppur le sue opere siano spesso sotto gli occhi di molti. Giulio Corio, nato in provincia di Torino, ma trasferitosi a Sestri Levante intorno ai 30 anni, dove visse fino ai 103, si è occupato di decorare molti edifici sacri nel Tigullio e in Val di Vara, ma non solo. A San Pietrovara, nel comune di Varese Ligure, si è svolta una conferenza a lui dedicata nei giorni scorsi. Un'intensa attività di cui ancora non si conosce la totalità. Ha affrescato assieme al suo collaboratore Gioacchino Aluffo appunto la chiesa e poi completando l'opera addirittura dopo la guerra nel 49. Nel 49 fa un battesimo di Cristo col quale si completa il corpo. E non era, come dire, sconosciuto in Val di Vara, perché l'anno prima aveva procurato per la chiesa di Santa Giustina di Cesena e lì aveva fatto uno stendardo processionale proprio l'anno prima. Ci sono alcuni tratti comuni nelle sue opere effettuate nel corso degli anni e in diverse città. Uno che ha molto interesse per la figura, ma diciamo la figura umana, ma non tanto dal punto di vista proprio anatomico, ma lo studio del movimento, quindi e comunque la sua dimensione è decisamente la grande dimensione, quindi il grande affresco, perché la qualità delle sue opere ad affresco è decisamente molto superiore rispetto alla qualità delle tele, almeno quelle tele che finora abbiamo reperito. Sono molto più di scuola, molto più rigide anche nella figura, nel tratto, mentre la sua, veramente il suo spazio ideale su cui operare è la grande dimensione. L'interesse per l'artista e le sue opere nasce anche grazie alla promozione delle istituzioni. È partita dal territorio di Varese Ligure, ma si è allargata a quello di Maisana perché si è trovato che l'artista che aveva realizzato opere qui a San Pietrovare, di cui parliamo questa sera, aveva lavorato anche a Maisana, che non era vicinissima anche solo all'inizio del Novecento, perché non c'erano le strade carrozzabili che ci sono oggi. Quindi c'erano collegamenti e impegni delle popolazioni, delle parrocchie per le opere d'arte, per difenderle, cosa che dobbiamo fare ancora oggi.